grazie veramente di cuore per questa vostra iniziativa. E ancora le società. Poi sono tutte facce che quasi tutte che conoscevo. E sapete tutti che faccio parte di un'istituzione della FCC e quindi non posso essere di parte, però sono venuto ben volentieri perché il colore nero-verde è sempre stato il mio. Sono entrato nel Venezia avevo 11 anni e sono venuto via nel 21. Volevo solo ricordare, erano momenti difficili, c'è Corsetti che forse tra questi qua era la testimonianza più dei momenti difficili, non era facile neanche quella volta riuscire nel calcio, però secondo me quello che spero voi infondiate nei ragazzi è la passione. Senza la passione non si fa niente nella vita e anche non si fa calcio. Per passione vuol dire voler bene al gioco, essere disposto a fare dei sacrifici, superare certe difficoltà che ci sono sempre, giornalmente, e quindi questo anche per la prospettiva, per i vostri giovani, per una società che non ha giovani non ha prospettiva. Io posso dire che, qua c'è anche Cecchi, io da 20 anni a sta parte, quando facevo l'allenatore, auspicavo sempre che ci fosse un'unità di intento nel settore giovanile veneziano, perché avevo constatato che i ragazzi che erano arrivati nei professionisti erano venuti fuori tutti dal centro storico, senza togliere niente alla terraferma, a parte Serena, ma gli altri non mi ricordo gente della terraferma. Quindi vuol dire che qua a Venezia noi avevamo una tradizione, ecco. E il calcio di adesso, che è un calcio corto nel campiello, sarebbe ancora l'ideale. Quindi se i ragazzi oltre a giocare nelle scuole calcio giocano nel campiello, siamo sicuri. Le nostre idee butta. Alle vicissitudini societarie che andavano, diciamo, a cercare di smorzare invece una situazione sportiva che stava andando oltre le più rosee previsioni, e lui non ha mai mollato e anzi è entrato come parte attiva anche in memoria di Stefano, il suo fratello, che ricordiamo sempre con grande affetto per l'impegno che ha profuso nel lavoro di Venezia. Ha creduto fin da subito a noi, perché ci vedeva domenicalmente, sapeva chi eravamo. È una cosa su cui ho puntato, ho detto chi ci vede, ci conosce di persona può capire effettivamente chi siamo, così come non vede, che poi magari non ci siamo di più o di meno, ma insomma siamo comunque persone che ci mettono la base. Lui ci ha creduto nel progetto Nero Verde, ci sta credendo, ci sta aiutando molto, e quindi avere una persona del genere all'interno della società come vicepresidente è uno stimolo immenso a far bene da parte per noi, e è un grosso aiuto. Insieme possiamo vedere, accolgo l'occasione per dire che il contributo delle società sportive dovrà essere mantenuto. Siamo in arretrato dopo mi rispondi. Sarà per noi, perché per le società sportive, dico per le società sportive, è fondamentale che si mantengano gli impegni. Il contributo ai consumi dovrà essere veramente verificato a centesimo, perché non è che si possa scherzare su queste vicende. Basta, non ho altro da dire, spero che il futuro sarà positivo. Io sono un po' a disposizione, adesso vediamo, insomma, è inutile percorrere i tempi, ci sono tutta una serie, come dicevo prima, di adempimenti che sono fondamentali, perché insomma, voglio dire, chiunque, Zane, non parlo di Rossetto, Zane dovrà avere una situazione che sia veramente puntuale, in modo da non essere in una situazione, come dire, di affanno. Già l'affanno c'è perché è evidente che la contingenza è questa, però il passato, no, voglio dire, portarsi appresso un'eredità negativa sarebbe
sarebbe davvero deleterio. Quindi adempimenti fiscali, credo che su questo Dennis ci darà una mano perché è una persona fondamentale e quindi dal suo punto di vista vediamo quello che succederà. La campagna è sempre aperta, insomma. Fino al 21 di settembre, almeno, che è la seconda partita in casa, che poi è quella con Treviso che verrà giocata al Tenzo, sarà possibile acquistare l'abbonamento. Quante partite sono? Cosa? 15. 15. 15 Per partite. cui già con 6 incontri Sì, con 6 incontri è già ammortizzato. abbondantemente. Anzi 5 per esatto. Quanto costa l'abbonamento? 60 intero e 40 ridotto. Ed è compreso nella quota di Corriere Rovere. Perché abbiamo deciso di mantenere i prezzi bassi? Perché a parte economica è fondamentale su tutte le società, ma secondo me è importante, è importantissima, è parte della partecipazione della gente. Non è solo che a parte economica, perché l'ultima, io ho visto dentro questa società, a parte economica ti portava sì che tutto stava bene, però non c'è la sostanza, non c'è carne dentro dopo, mi si essere che a parte la rappresentanza delle persone, che essere la gente che la vede partire, che essere il tifoso, che essere l'entusiasmo, che essere la passione, come ha detto Trevisaneo, se no diventa non c'è niente. Come che si ricorda Trevisaneo ha fatto calcio una vita, una volta che c'eri la Catapalle, che c'eri i fiori dei settori giovanili che non aveva la prima squadra. Io ho fatto un incontro con gli allenatori e ho detto che ai partiti voglio che torna i raccattapalle, torna i giocatori e che l'allenatore porta a turno una squadra tutti in divisa a vedere la partita. Che ci sono gli abbonamenti. Sì, e neanche apposta quest'anno che abbiamo fatto 300 abbonamenti omaggio per poter dargli a tutte le famiglie che ha il figlio dentro che gioca in Laguna a un genitore che accompagna il figlio che ha l'abbonamento gratuito quando vede la prima squadra. Nel senso che dobbiamo cercare di unire un po' tutte queste robe che si qua, perché si ha da coinvolgere le persone. Perché come ti hai detto te, Se vanno i bambini, ma anche i genitori. un puteo che adesso niente non sa che ha la prima squadra in ultime capire, invece adesso è il punto finale. Sembra quasi aver paura di avere questa squadra qua, cioè cambiando quello che sarà il direttivo e il presidente, si spera finalmente di avere una società che sia dai primi calci alla prima squadra una cosa unica e che possa coinvolgere veramente i ragazzini a venire a vedere partire, a fare il tifo, A vedere nella prima squadra l'obiettivo. No, anche l'avevo responsabile del settore giovanile, non è mai venuto a vedere una partita della prima squadra. Non può funzionare. Sensibilità che noi vogliamo portare nel nostro piccolo in tutto il Veneto, perché questo sarà il nostro bacino di gioco fisico, però nella speranza che quello che è il mondo virtuale di internet, no? Tra Facebook, Twitter, quelli che sono i canali di comunicazione virtuale odierni, possa attraverso le nostre immagini passare quelli che sono i confini fisici regionali in cui giochiamo. Questo ci auguriamo che sia un segnale che fortemente voluto dal nostro vicepresidente, che tutta la società ha accolto con entusiasmo, partendo appunto dall'esperienza volevo sono volontaria, sono la vicepresidente della APO, io appartengo a un mondo completamente diverso dal vostro, è il mondo del sociale, della solidarietà, ed è molto bello questo connubio fra sport e sociale, no? E molto spesso si vede nel mondo dello spettacolo e tutte le cose che fanno, no? C'è anche una squadra, ha avuto
macro per il Veneto, quindi posso solo mettervi a conoscenza che in quest'ultimo mese qua ho avuto modo di collaborare con questa società e quello che ci è subito venuto contatto è stata la particolarità, l'attenzione ai particolari proprio nella cura della maglia, nella scelta, il logo, il posizionamento. Non so quante telefonate ci siamo fatti in questo periodo proprio perché abbiamo notato una particolarità di attenzione sulla maglia. Sono dei colori molto particolari, almeno perché mi spiegava proprio anche la tradizione proprio della città di Venezia, per cui il discorso con Marco spero possa proseguire molto avanti con il tempo, anche perché avremo in mente di fare delle personalizzazioni ancora più particolari sulla maglia, sulla prossima stagione. Siamo partiti proprio in corsa e quindi abbiamo dovuto comunque scegliere il meglio di quello che avevamo al momento, però fatto per tempo, con cura, con la cura che ci ha dimostrato in questo mese che ci siamo trovati, sicuramente potrà uscire qualcosa ancora più di eclatante che possa portare avanti la tradizione di questa squadra. È una maglia che credo ci sono esperti in sala e rispecchi il più fedelmente possibile per quello che è appunto quello che offriva il catalogo, cioè che quest'anno non poter fare una presentazione specifica in questi tempi ristretti, cioè credo che rispecchi la tradizione che è quella a cui vorremmo avere l'onore di rappresentare tutte le domeniche in campo in modo un po' più compiuto nei mesi a venire. E basta, io direi che una bella maglia è professionale. Io proprio per la Vapo, nel senso la Vapo è un'associazione che finché ti non ti conosci, finché ti non ti ha bisogno di ori, finché ti ori non entra dentro ti viene di fuori. Una volta che ti entri nel mondo Vapo, ti ha bisogno di famiglia o ti ha un caro che ha bisogno di ori, ti fa fatica a guardare via, perché ti vedi delle persone che ora costantemente per aiutare il prossimo. E è una roba molto importante secondo me. È una roba che, se piccola è una roba che secondo me facevano gli altri per valorizzare il lavoro